Salve ragazzi, e benvenuti a questo nuovissimo video, sì, anche puntata della serie Tech It. Io avevo fatto, ragazzi, fail pazzesco, una puntata dove era andato, diciamo, un po' avanti. E cosa è successo? L'audio non c'era e me l'ho portato avanti perché avevo fatto anche un attimo. Avevo fatto un MF e 2 rotary macerator e 2 induction furnace. E se non credete, scrivetemelo nei commenti che posso caricarlo, però diciamo metterò piuttosto la musica perché sarà meglio, sì. Possiamo caricare il nostro clean che credo che servirà molto. Allora 144. Allora, mettiamo un po' in posizione il tutto. Ok, ho fatto anche dei salvaspanne. Allora, ok, sta finita. Bene. Allora, un attimo che prendo il backpack, lo carichiamo un pochino. Cosa che un carbone adesso dovrebbe, diciamo, riempirlo. Almeno credo, non ok, vabbè, perdere. Carichiamo il nostro diamond reel, bene. Questo adesso ce lo mettiamo addosso. Mi farei il pantalone, lo faccio in ferro per questo. 1, 2, 3, 4 e 5 perché 1, 2, vai, no, altri 2. Ovvio, giusto velocizzato di nuovo questo ingegno, visto un po'. Allora, in questo modo, ecco i pantaloni, così siamo anche, diciamo, protetti. Dovrei avere un transformer, mi servirebbe questo, però beh, eccolo qua. Scusate per la chat mode che mia sorella mette sempre. Copper fili, bene, viene, vabbè, tre, mi serve. Eccolo qua. Un copper e che mi serviva? Un filo, uno basta. Quanti copper mi sono fatto dare? Oh, va bene, non importa. Ok, 4 fili, va bene, lasciamo perdere. No, ehi, giusto, ok, 1, 2, 3, 4 e il copper e il legno. Oh, com'era? Mi sono scordato. Beh, fili bastavano. Guarda tu. Oh, io ne posso fare pure 2, ma no. Giusto 4. Bene, così dovrebbe bastare. Poi mi servirebbero dei pneumatic tube che si fanno in questo modo. Ecco qua, pneumatic tube, uno stack, basta credo, no, sì. Lasciamo tutto qua dentro, poi posizione delle cose, ma
Allora, nelle due posizioni scoppia del ferro, magia che dovrebbe essere qui. Oh, scusate, ecco qui diciamo cosa ho fatto e sono anche caduto. Ma sì, sbagli che si possono fare. Vai. Oh, fermo. Ah, perché salto? Ah, facciamo in questo modo che può darsi. Allora. Ah, ok. Perché? Un attimo. Ho rotto qualcosa. Un attimo ragazzi che vado in creative allora un attimo che bene. Allora questo ok. Allora un umano. Questo è un crafting logistic file. Ah sì sì, import block e non buttiamo, vabbè buttiamo tutto buttato, import, vai, lasciamo stare, non accetto, molto bene. Ok, in questo modo dico punti tutto, vai. Posizioniamo due cose, mutanti armature, ci lasciamo questi qua, questo che non serve, direi di andare a dormire perché siamo in sala, ok. Poche torce, qui potrebbe spawnare mob, eliminiamo un po', eliminiamo un poco. Ah no, perché sono in cuba, giusto. Bene, buonanotte ragazzi. Yes. Ok, troppo. Bene ragazzi, oh mio dio, ok, ce l'ho fatta. Vieni a caricare un po' questo è un maschio, bene, e la carichiamo. Allora io avrei dei watermill e li prendiamo perché a noi servono i watermill, che dobbiamo fare energia anche la notte. Stiamo attenti perché sono, oh mio dio, che cos'è questo? Andiamo un pochino perché io sto per arrivare. Allora sì, come fate crafting perché non entrava diciamo niente. Ok, vabbè, cosa stavo bisogna scendere, i motori mi sono lì giù, questo sono così, ok. Allora io ne ho 8 per questo, 1 e 2, bene.
anche sopra un watermill se sì, giusto. Sì. Io se qualcosa ci ho fatto imparare io i stick, no? E questa è stata la secondo me la prima volta che l'ho fatto. Ma ogni watermill lo dobbiamo fare in questo modo. Bene. No. 2. Poi facciamo sempre così la notte, ci sarà più energia anche la notte, ci sarà il panno non funzioneranno e se riesco a uscire così i watermill faranno energia di notte e cioè, se me ne serve perché è proprio di sì. No, cosa fa? Watermill torna indietro, è un preciso ordine. No, ci mettiamo una sabbia, yes. No, e 2. Ah, e che palle. Così venire qui. Diciamo l'ultimo watermill ed è stato messo anche il watermill, ragazzi, così l'energia non sarà del tutto. Allora, perché riuscire ci deve avere una pala perché non ok, ho questo, ma anche più che bene. Siamo vicini perché c'è mi serve bene, servirebbero dei cavi per allungare il collegamento. Per questo prendiamo bene, possiamo farci pane. Io ragazzi non amo fare le farm automatiche perché sennò scava troppo e diventiamo un pochino pesanti. Cioè, a me mi piace fare le cose non sempre, però le cose semplici cioè adesso ora te lo stanno dicendo è una cosa semplice, tu vai e posizioni, però è sfociante. Cavi quelli ce ne 6 giusto, no boh, anche si ricorda 6 ci rifacciamo arrivare automaticamente, vediamo quando ce ne dava 1 4 ehi là. Un attimo, vedo come si fanno. No, giusto. Cosa c'è? Ce ne danno 9, bene. Se me ne date 4. Ovviamente, mi sono un idiota. E prendiamo questo, poi. Oi. Da. Allora. Lascia. Più o meno. Qui credo che va. Bene. Eccolo lì. Allora, rompiamo. Boh, no. Forse può darsi che l'abbiamo messo in quella parte. Vabbè, un altro cano. Intanto posizioniamo queste cose che adesso a noi non servono niente. Ma allora no
perché faccio una cosa, prendiamo questo, una grandissima stanzata, fare proprio differenza. Eccoli, laggava, ovviamente. Cose del genere devono succedere sempre. Si fa, eccolo qui, belle, un po' di pane, e mentre lo gustiamo. Allora, cosa dovevamo fare? Che cosa dovevo fare? Ah sì, un timer mi serve. Non mi servono questi. Stone wafer bruciano la stonna. Allora, la stonna credo di averla una. Mettiamo solo un mozzolano. Allora, stonna cobblestone, poco. Prendiamo la cobblestone. Devo mettere a cuocere la cobblestone, però non voglio consumare, diciamo, corrente, perché dopo dovremo, diciamo, ricaricare, diciamo, la MFA tramite la corrente che ho, per questo andiamo a usare. Già 4 carboni, ecco. Ne mettiamo qua dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 5. Mettiamo sempre qui dentro, qui dentro e qui dentro. Allora, 1. Mi servirebbe anche della clay. Andiamo a fare questo. Mentre qui cuociamo le cose, prendiamo un altro carbone, perché serve tanto carbone. 31 basti, abbastanza, sì. Il carbone cuoce molta roba. Torce non me ne devo fare perché ce n'ho 42. Siamo a posto. Non so da quando sto registrando, adesso lo scoprirò. 7 o 17 minuti, pochino, possiamo ancora giocare. Allora, riprendiamoci. Qui sta cuocendo, devo andare a fare altra cobblestone, no? Tu cuoci la durata, cuoci pure tu cuoci normalmente, piano si va lontano. C'è 2, bene, meglio, molto meglio. No, sono 3 per questo, no. Qua solamente 2, un carbone credo che basti. Nella fornace di ferro un po' di più. Qui vediamo che sta ancora cuocendo, va bene, qua lasciamo tanto, a me non serve. Mettiamo una clay perché può darsi che serve. Potrei fare anche altre cose, diciamo, con un altro di questo, solo che serve una dark matter, e io la dark matter non ce l'ho neanche imparata, ovviamente. Vabbè, io ti lascio qui a caricare, ma carichi meno velocemente. Aspetta, facciamo queste cose, ma così possono, no, non è caricare. Guarda, buttando, ok, questo non lasciamo questo e vediamo cosa sta succedendo. Viene, ma non serve, vabbè, lasciamo stare. Ok, sto facendo che io sono un po' più velocemente. Allora, sì, stavo cucinando sopra perché mi servono un timer. L'ho fatti tutti bene, 26. Allora,
servono due di questi ci fanno con della redstone e me ne servono 1, 2, 3, ecco la redstone un attimo ragazzi, ed è uno, redstone adesso ne ho, direi di scendere e prendere della redstone dalla crafting table, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, andiamone 3, bene. Allora, posizioniamo delle cose qui dentro che non servono. Uno scheletrico, eccolo lì, lo scheletrico. Io direi di andare a dormire perché sì, perché voglio appunto. Ciao ragazzi, ciao, benissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, non speciale. Vai, corri. Allora, poi ho il camera due di questi con ovviamente la torcia di redstone. Prima di tutto facciamoci portare un po' di redstone, basta, sì, e due di questi, anzi facciamoci portare un bel po' di sticco, sì, ma perché no? Allora, 1, 2, bene, sto wafer più le torce hanno questi qua, poi servono ovviamente questi, ce ne sono 3 e ne servono proprio 2, vabbè, era, se non mi ricordare male, 1, 2, 3 e 1, 2 e 3, no, come caspita è? Oh, visto che non so dove. Allora era 1, 2, 1, 2, 2 e 3 e 2 silicon stone wafer, che silicon wafer, ho sbagliato perché non mi serviva quello, mi serviva questo che stone. Bene, mi sto arrabbiando. Un pezzo di stone che io non ho perché la cobblestone è finita. Prendiamo un po' di cobre, ma tanto, ma sì, dai. Bella pala, eccola qui. Quando arriviamo alla pietra viene, ok, eccola qui, prendiamo diciamo un bel po' e la trasmutiamo perché non ne ho voglia di prendere molto di questo. Prendiamo giusto abbastanza perché ve lo dico io. Allora, bene, e saliamo con la sabbia, no sì, e saliamo con la sabbia, posizioniamo un blocco così non spawneranno mob inaspettati. Ok, ora prendiamo la nostra transmutation table, la clean ce l'ho, però non voglio consumare clean, buttiamo 18 di questi per prendere tutto il pietrisco che posso. Bene, sì, facciamo uno, vai electric furnace, ci serve, tu brava, il potere, 1, 2 e 3, eccolo qua, posizionando qui, ecco il nostro timer. Adesso prendiamo una leva, no, così, sì, adesso ecco il timer, ragazzi,
mettendo il timer, non so se sentite il rumore, ecco, vabbè, poi noi regoliamo il tempo e lo fermiamo, diciamo, con una leva. Poi vorrei fare anche il squarri, ma quello sarà tutto in futuro, perché il squarri non è una cosa, diciamo, non poco costosa, costa, eppure tanto. Va bene, giusto, essendo che posizioniamo un paio di cose, e i pneumatici tuber non servono, ma questo muove, poi questo, un po' di pietra, possiamo. Non possiamo, questo adesso andiamo a piazzicare per fare corrente anche di notte. Anche di notte. Oddio! Oh mio Dio, ragazzi, che spavento. Creeper di merda. Oddio, che laggato. Proprio vicino a casa mia dovevi spawnare tu, eh? Che culo. Che culo. Prima o poi riuscirò a fare l'ossidiana alla casa. No, scherzo. L'ossidiana è una cosa che non credo che potrò mai fare. Allora, cosa devo fare? Un attimo. Passiamo qui. Piano piano rompiamo. Ok, va benissimo. E facciamo partire la corrente da giù, fino qua, e la colleghiamo. Così, diciamo, ci sarà molta più corrente, però per far andare davvero velocemente, due, sì, devo scalare solamente negli angoli, due, così davvero partirà, diciamo, a una velocità discreta. Bastano, bene. Poi cosa mi servono? Dei solar panel, non uno ma neanche due, di più, molti di più. Solar panel, vediamo se li posso craftare. Prendiamo 3, no, 37 di rubber, 24 di pesisco, 9 di vetro, grazie. Ma grazie. Ah sì, bene, un'idea perfetta, davvero perfetta. Non mi serve, eccolo qua. No, sì. Dopo, ovviamente, bene, ora vi faccio vedere cosa mi manda di fare. È una cosa che dovrò fare per forza, ma per forza. Eccolo qua. 3, poco, e noi cosa dobbiamo fare? Smutiamo, transmutation table, uno stack, no, cosa, facciamo questo, questo non si può, oh mio, questo, pure tanto, dovrei trovare la mia, come si chiama, cosa, bene, la clay, dove cazzo, eccolo, ah sì, l'ho posato qui dentro, sto, la clay e la mettiamo qui, bene, basta, 1 e 2, ok, caduta, posizioniamo la clay qua, anche qui dentro, e no, che maceratore, extractor, a noi ci serve l'estrattore perché serve, diciamo, della gomma,
vorrei sapere se il vetro si può prendere. Vetrisce un vetro. Insieme a un vetro dentro le casse. Il vetro c'è o non c'è, ragazzi? Vetro. Che cazzo ha il vetro? Vetro. Allora, vetro non abbiamo, sabbia, ma niente, neanche della sabbia. E andiamo a prendere della sabbia. No, sì, 2 bastano perché devo vedere prima se il vetro si impara. Per questo uno cuoce, l'altro no. Vediamo un pochino, sperando che si impari il vetro. No, sì, se non mi sbaglio si impara, bene. Eccolo, quanto ha di sì, 1, bene. Abbiamo preso abbastanza vetro. La clay sempre qui, butto vizio. E poi credo sempre che la perdo, che ecco, MC1. Oh, porco Giuda, due madri. Due madri, allora una cosa che si avvicina a MC1. Ho capito un attimo. Allora, vetro qua, questo qui, prendiamo un bel po' di vetro. Cosa devo fare, ragazzi, giusto? Devo cuocere, diciamo, un po' di ferro